volevo dire a tutti che nella tradizione ormai da alcuni anni che lo facciamo, presenteremo alla comunità parrocchiale la Via Crucis Vivente. È un momento molto importante nella vita dell'oratorio perché mantengono in questo modo le famiglie, i giovani, i ragazzi, viva la tradizione dell'annuncio del mistero pasquale del Cristo, la sua passione, la sua morte dolorosa sulla croce e la sua risurrezione. Attraverso questo momento così che preparano, negli anni passati l'hanno fatto e lo stanno per fare ripetere anche quest'anno, le famiglie, i giovani, i ragazzi hanno modo di stare insieme mentre si preparano, di conoscersi. Serve a me come parroco di conoscerli meglio e quindi comprendono come stare insieme, come coesistere nel rispetto reciproco, come rispettarsi sempre nello stile della convivenza parrocchiale e di volersi bene, e anche quello che può essere la forma ottimale di realizzare uno spirito di comunione nell'accoglienza reciproca di tutte le realtà pastorali all'interno della comunità parrocchiale. Quindi questo annuncio della Pasqua di Gesù fatto dai ragazzi ogni anno è una cosa che rimane nel cuore dei giovani, delle famiglie, e questo annuncio della risurrezione di Gesù lo fanno a tutti i parrocchiani, a tutti coloro che vengono e possono capire che la porta nostra del cuore deve essere spalancata a Gesù per sentire sempre la sua misericordia e la gioia di rinascere e di risorgere con Lui.